Gli interventi per fronteggiare l'emergenza abitativa partono anche da questo, dalla decisione del Comune di Padova di azzerare l'IMU per le case ATER già per quest'anno. L'obiettivo è quello di non appesantire i bilanci dell'ente in modo che abbia maggiori risorse per la manutenzione degli alloggi. In massima collaborazione con tutti coloro che in questo momento sono attori nell'ambito delle politiche abitative del nostro territorio. Tra questi c'è ATER e quindi la scelta consapevole che è passata in Consiglio in luglio di azzerare l'IMU per gli immobili locati di ATER dell'edilizia residenziale e pubblica va proprio in questa direzione, cioè quella di far sì che anche ATER possa avere tutte le risorse possibili perché venga dato il via a questo piano che stiamo condividendo di riatti e di riqualificazione degli edifici in modo che possano essere messi a disposizione. L'azzeramento dell'aliquota relativa agli alloggi ATER regolarmente assegnati è stata deliberata a luglio dal Consiglio Comunale. Padova è l'unico comune in Veneto che ha adottato questa misura. La questione è tutta normativa. Secondo una recente interpretazione della norma, che è nazionale, infatti l'esenzione dell'imposta è applicabile solo per gli alloggi affittati. Per questo abbiamo bisogno di un intervento del legislatore anche rispetto per esempio a quanto riguarda gli alloggi sfitti che per noi attualmente non possiamo che calcolare nell'IMU, mentre qualcuno dice, mi pare anche l'assessore regionale, che essendo questi alloggi sfitti per mancanza di fondi e per i riatti in realtà il fatto di mettere l'IMU su questi alloggi creerebbe insomma delle impossibilità di avviare questi stessi riatti.